benvenuti a Oltre il Mistero. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori che ci seguono. Ciao, un saluto a tutti. Allora, proviamo a immaginare una giornata che inizia, con quella luce chiara, rassicurante del mattino. Una di quelle albe in cui, insomma, ogni singola cosa sembra trovarsi esattamente al proprio posto. Sì, quelle mattine normalissime, dove non ti aspetti assolutamente nulla di strano. Proprio così. E poi, senza alcun avviso, l'ingranaggio si inceppa. Oggi lavoriamo su una pila di fascicoli davvero particolare. Sul tavolo abbiamo resoconti originali, trascrizioni di interviste raccolte nel tempo e appunti investigativi su un evento del 1989. Un anno, diciamo, non troppo lontano, ma neanche così vicino. Esatto. E siamo a Velletri, che, per chi non lo sapesse, è una cittadina a circa 40 km a sud di Roma. La missione di questa indagine, ci tengo a precisarlo, non è fornire una verità assoluta o un finale chiuso con il fiocchetto. Certo, anche perché in questi casi è quasi impossibile. Chiaro. Quello che vogliamo fare oggi è un'analisi dettagliata dei fatti. Vogliamo analizzare come un normalissimo mattino possa improvvisamente piegare le regole della realtà, lasciando 3 giovani testimoni con un enigma totalmente irrisolto. E devo dire che, sfogliando questi materiali, cioè la cosa che salta agli occhi è proprio il contrasto, la totale assurdità di come si rompe la normalità. Sì, sono d'accordo. Il contesto che stiamo esaminando presenta una frattura nettissima. Da una parte, queste carte delineano una chiara impossibilità fisica, una vera e propria distorsione delle leggi naturali, almeno per come le viviamo noi ogni giorno. Ma dall'altra parte, e qui è la cosa interessante, emergono reazioni umane, psicologiche estremamente realistiche e lucide da parte di chi era lì. Cioè non stiamo leggendo una fiaba? Assolutamente no. Non è una narrazione sfumata dai contorni del mito. È un referto freddo, analitico, di un'esperienza tangibile avvenuta in un ambiente urbano normalissimo. Ecco, il contesto urbano. Questo è fondamentale per mappare bene la situazione per chi ci ascolta. Dobbiamo inquadrare la scena, diciamo, con precisione geometrica. Siamo intorno alle 7 del mattino. 3 protagonisti, giovanissimi, 2 di 12 anni e 1 di 13. Praticamente dei ragazzini. Ragazzini, esatto. E il palcoscenico è Villa Ginnetti. Che è il parco centrale di Velletri, giusto? Sì, esatto. E i documenti non descrivono una foresta oscura o una selva. È un parco cittadino ben definito, strutturato su vari livelli. Ci sono dei gradoni ampi collegati da scale di pietra e delimitati da vegetazione molto curata, con siepi piuttosto alte. E da quello che ho letto, i cancelli venivano aperti fin dalle primissime luci dell'alba. Proprio così, garantendo accesso libero a tutti. E il motivo per cui questi 3 ragazzi si trovano lì è di un pragmatismo disarmante. Sì, niente avventure all'alba o esplorazioni segrete. 0. Si trovano lì per un normalissimo appuntamento familiare. Stanno semplicemente aspettando il nonno. Che doveva arrivare alle 7:30. Esatto, perché proprio davanti ai cancelli di Villa Ginnetti si ferma un piccolo autobus locale. Il piano della mattinata era facilissimo, cioè prendere questo mezzo col nonno e andare a fare visita a un parente lontano. Quindi avevano un obiettivo chiaro. Una tabella di marcia definita. Sì, ok. Cerchiamo di capire bene questo punto, perché è cruciale. I 3 non si sono smarriti in un posto che non conoscono. Leggendo i loro ricordi, emerge chiaramente che quel parco è a tutti gli effetti il loro salotto di casa all'aperto. Il loro territorio. Il loro territorio, esatto. È il perimetro dove hanno imparato ad andare in bici, il posto dei giochi di tutti i giorni. E c'è un dettaglio nei fascicoli che dimostra che non erano per niente sprovveduti. Scelgono intenzionalmente di restare sul gradone superiore, la zona più alta. Per avere la visuale libera, immagino. Proprio così. Sanno che a quell'ora è meglio restare ben visibili. Vogliono evitare incontri con malintenzionati e farsi trovare subito dal nonno. Molto intelligenti per avere 12 o 13 anni. Vero. Ora, analizzando questo, mi sorge un dubbio che voglio girarti. Il fatto di conoscere un ambiente in questo modo, cioè come le proprie tasche, rende l'irruzione di un'anomalia ancora più terrificante. Bella domanda. Perché sai con certezza matematica che ciò che stai vedendo o vivendo non dovrebbe assolutamente essere lì. Certo, guarda, la risposta è sì, cambia del tutto la prospettiva, la familiarità in pratica esclude l'errore di percezione legato al disorientamento. Ah, ok. Mi spiego meglio. Quando siamo in un luogo che non conosciamo, il nostro cervello è in allerta,
Mette incontro l'imprevisto. Sei già sulla difensiva, insomma. Esatto, ma in uno spazio noto, il cervello costruisce una mappa di certezze. I ragazzi sanno esattamente come si comporta quel parco in condizioni normali. Quindi l'anomalia non viene processata come un semplice spavento, ma come una rottura totale del proprio mondo sicuro. Ed è proprio partendo da questa sicurezza assoluta che, bam, la situazione precipita. I ragazzi decidono di fare giusto qualche passo. Scendono una larga scalinata verso un vialetto sottostante. E qui si avvicinano a una grande siepe curva, larga tipo 5 o 6 metri. E qui la tranquillità sparisce del tutto. Sparisce. Vengono investiti da un suono agghiacciante, un suono che descrivono come un mix tra il ruggito di un leone e un verso sordo, basso, non umano. Come un grande animale, insomma. Una cosa terrificante. E contemporaneamente l'intera siepe, parliamo di 6 metri di roba, inizia a scuotersi con una violenza estrema. Come se qualcuno o qualcosa la stesse agitando fisicamente dall'interno. Esatto. Dalla calma piatta allo shock. La sicurezza del livello superiore viene distrutta in un istante. E qui ecco dove la faccenda si fa davvero interessante. I ragazzi guardano attraverso i buchi del fogliame. Perché la siepe non era un muro compatto, giusto? No, aveva delle fessure. E dietro la siepe non c'è assolutamente nessuno. Nessuno. Incredibile. E non c'è vento. Le testimonianze lo dicono chiaramente. Cioè, a me viene in mente una cosa. È come un errore di programmazione in un videogioco. Hai presente? Sì, un glitch. Un glitch, esatto, dove un singolo oggetto subisce una fisica invisibile e impazzisce, mentre il resto del mondo intorno è totalmente immobile. Ma se scartiamo il vento perché non si muoveva nient'altro, e scartiamo l'animale o la persona perché dietro non c'era nulla, cosa resta la mente umana per processare un ruggito senza fonte? La cosa affascinante qui è che il nostro cervello cerca sempre, disperatamente, un appiglio razionale. Il dettaglio visivo che hai menzionato è fondamentale. La visuale era chiara attraverso le foglie. Questo elimina istantaneamente l'ipotesi dello scherzo di pessimo gusto. Chiaro, se ci fosse stato un amico a fargli uno scherzo lo avrebbero visto. Esattamente. Quando la mente non trova la fonte di una minaccia così evidente, va in cortocircuito. Il panico prende il sopravvento perché le regole di base, causa ed effetto, sono appena saltate. E infatti scappano, fuggono istintivamente verso il livello superiore. Ma non scappano dal parco, tornano su e fanno una cosa pazzesca. Si preparano a difendersi. Sì, raccolgono dei sassi, si armano per difendersi e li lanciano verso la siepe incriminata, quella di sotto. E la siepe reagisce? Niente. Morta. Immobile e silenziosa. Nessuna reazione. Nessuno esce allo scoperto. Ancora tesi, iniziano a lanciare piccoli sassi contro le altre siepi, quelle del livello superiore, vicine a loro. Ah, quelle normali, diciamo. Quelle che non avevano fatto nulla. E qui avviene l'inspiegabile. I resoconti dicono che i sassi non scivolano tra le foglie, non cadono a terra. Ma cosa fanno? Sembrano entrare nella vegetazione per poi essere respinti indietro. Ricadono a decine di centimetri verso i ragazzi. Pazzesco, come se ci fosse un muro elastico. Un muro di gomma invisibile. Quindi, cosa significa tutto questo? Capisco tirare sassi contro la siepe che ha ruggito per autodifesa o prevedere se esce l'animale, ma testare le altre siepi? È un comportamento affascinante. Secondo me, in mezzo al panico totale, stavano applicando un vero e proprio metodo scientifico primitivo. In che senso? Nel senso che stavano cercando di capire se le regole del mondo si fossero rotte ovunque o solo in quel punto in basso. Ah, interessante, sì, stavano mappando la nuova realtà. Se ci pensi, dal punto di vista psicologico, i sassi che rimbalzano indietro rappresentano una chiusura fisica dello spazio. Certo. L'ambiente in quel momento li stava letteralmente respingendo, rifiutava l'interazione. La natura stessa si stava comportando secondo una fisica invertita, spingendoli via. È spaventoso. Infatti a quel punto crollano, scappano dal parco. Lasciano perdere il nonno, l'autobus e la visita alla parente. Corrono per, credo, 500-700 metri, fino a casa di una zia. E qui passiamo dal terrore puro a una roba altrettanto frustrante. Il famoso muro di gomma degli adulti. Muro di gomma totale. Il nonno arriva al parco, non li trova, e cosa pensa? Ah, questi disgraziati sono scappati per non venire con me. Logico, per un adulto. La zia, a casa, li vede arrivare stravolti alle 7 e qualcosa del mattino, sudati, terrorizzati. Raccontano dei ruggiti e dei sassi che rimbalzano. E lei cosa dice? Vi state inventando delle scuse.
Nessuno, e dico nessuno, crede alla loro storia. Questo è il trauma sociale che si aggiunge a quello dell'evento stesso, l'incomunicabilità dell'impossibile. I grandi hanno preso un evento straordinario, enorme, e lo hanno infilato a forza in una scatola ordinaria. Della serie, i ragazzini non hanno voglia di fare un favore al nonno. È molto più rassicurante pensarla così. Ma la cosa peggiore arriva dopo. Negli anni successivi, molta gente ha tentato di trovare una spiegazione. Qualcuno ha persino tirato fuori l'idea di una tempesta geomagnetica. Una tempesta geomagnetica. Sì, ma ti rendi conto? Non ha alcun senso logico. Il magnetismo non fa rimbalzare i sassi e non fa ruggire le siepi. E qui ti chiedo, l'ipotesi della tempesta geomagnetica dimostra che anche gli adulti, pur di non ammettere l'ignoto, inventano spiegazioni assurde. Non trovi che sia un meccanismo di difesa? Assolutamente sì. Se colleghiamo questo al quadro generale, notiamo come la razionalità umana, pur di non accettare un vuoto, un mistero totale, preferisca aggrapparsi a teorie che sembrano scientifiche. Le usano totalmente a sproposito, come il geomagnetismo applicato a dei ciottoli di ghiaia. È la paura di ammettere che il mondo a volte non ha senso. È vero, la paura del vuoto. Esatto, pur di non dire non lo so, si inventano etichette scientifiche per normalizzare un trauma. Quindi, per tirare le fila di questa indagine, ci troviamo con 3 elementi cardine. Da una parte un luogo di tutti i giorni, il parco cittadino, dall'altra un evento che distorce completamente la fisica, cioè i suoni dal nulla e i sassi che tornano indietro. E infine l'impossibilità di farsi credere, l'isolamento da parte degli adulti. Una triade devastante. Nessuna vera soluzione è mai stata trovata per i fatti di Velletri, ma prima di chiudere voglio lasciare a chi ascolta un pensiero su cui riflettere da soli, una cosa di cui non abbiamo parlato finora. Vai. Pensiamo a quei 3 ragazzi, che oggi ovviamente sono adulti. Cosa succede alla mente umana quando vive una frattura della realtà così netta, così violenta durante l'infanzia e si porta dietro questo segreto, non validato da nessuno, per decenni? È un peso enorme. Enorme. Forse il vero mistero non è solo cosa diavolo si nascondesse in quella siepe, ma come si possa continuare a camminare, a vivere, in un mondo che sai, per esperienza diretta, poter cambiare le sue regole da un momento all'altro. Una riflessione profonda che fa venire i brividi. Davvero. Grazie per averci seguito in questa indagine. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Alla prossima. Alla prossima. Ciao.